Buongiorno a tutti, siamo pronti, ben ritrovati. Noi in teoria pensavamo di aver sospeso le conferenze stampa, però di tanto in tanto è bene dare degli aggiornamenti ai cittadini, quindi grazie per essere qui e per il lavoro che fate. Partirei subito con il tema dei tamponi. I tamponi molecolari sono 5.903.000 ad oggi, i rapidi sono 5.587.000. Il numero dei positivi in totale dal 21 febbraio, subito con il tema dei tamponi. I tamponi molecolari sono 5.903.000 ad oggi, i rapidi sono 5.587.000. Il numero dei positivi in totale dal 21 febbraio del 2020 sono 431.333. I positivi ad oggi sono quasi 9.000, cioè sono 9.000 persone che abbiamo intercettato nelle campagne di screening di contact tracing in queste settimane. I positivi nelle ultime 24 ore sono 669. Che rapportati a 38.628 tamponi si danno un'incidenza dell'1,79, uguale a 38.628 tamponi. È un numero altissimo. Inutile che vi dica che siamo i primi in Italia perché guardiamo gli altri del specchietto retrovisore, però è un numero importante, veramente importante. Ricoverati totali per Covid sono 260 meno 5. Questi 260 pazienti sono così suddivisi: 18 in terapia intensiva e 242 in area non critica, meno 5. Quindi 5 pazienti dimessi sono tutti nell'area non critica. Le terapie intensive non Covid sono 347 posti, quindi vuol dire che siamo ad piena attività chirurgica extra, cioè che non c'è per nulla con il Covid, quindi attività che si fa. I dimessi sono 22.258, cioè sono persone che sono passate per un ospedale, non potevano che andare in ospedale per il grado di malattia che avevano, di patologia. I morti è sempre il numero invariato, per fortuna, 11.629. Allora, alcune considerazioni penso che i cittadini che ci stanno ascoltando, che vi leggeranno domani o nei servizi di oggi, abbiano il diritto di avere delle informazioni. È innegabile che stanno crescendo i contagi. Non serve scomodare premi Nobel, esperti del tutto, perché è la storia non del Veneto, non dell'Italia, non della Francia, non dell'Inghilterra, ma è una storia ormai che si sta, come al solito, questo virus ci ha abituato, a una storia che ha una sua, diciamo, evoluzione che è pressoché costante. Se ci pensate, 10 giorni fa avevamo una giornata con 45 contagiati. Quindi è aumentato del 150% più o meno, no? Adesso non questo dato, vedete, ormai questo dato gira, no? In una settimana più 150% di contagiati quotidiani. Abbiamo davanti la Gran Bretagna, l'Inghilterra che fa 50.000 contagiati al giorno, la Francia passa i 20.000 e quindi è inevitabile che noi sappiamo già che questa nuova curva di contagio crescerà ancora. Questo è poco ma sicuro, ha delle caratteristiche che sono particolari, questo lo dobbiamo dire fino in fondo, ha delle caratteristiche che intanto ci permettono di dire che in questa fase il primo dato è che dal punto di vista epidemiologico le classi di età più, diciamo, rappresentative dal punto di vista del contagio sono nati dal 1999 al 2004. Questa proprio
una parte importante dei contagi. Sono ragazzi che nella quasi totalità sono asintomatici. Nella serie tu potresti dire, come se andassi a cercare il virus dell'influenza d'estate, sicuramente ne trovo positivo il virus dell'influenza, ma so già che non si ammaleranno di influenza, no? Però è pur vero che qual è il problema con il Covid? Per non banalizzare questo processo, ma anche per non fare allarmismo. Il rischio è che questi asintomatici incrocino. Allora, il primo rischio è che possano, nel dato infinitesimale di oggi, potersi infettare con lo sviluppo di sintomi più o meno gravi. Ma il vero rischio oggi è che i giovani asintomatici possano incrociare un genitore non vaccinato, un nonno non vaccinato, una persona adulta, soprattutto un over 50 non vaccinato. Lo vediamo nei ricoveri, perché nei ricoveri poi noi abbiamo in terapia intensiva dei dati che sono assolutamente eclatanti. E i dati cosa ci dicono? Ci dicono, pensate che sui 16 ricoveri in terapia intensiva solo uno era vaccinato con una dose, 54 anni. Gli altri 15 tutti non vaccinati. Non sto qui a fare promozione del vaccino, ma l'obbligo, come ho fatto in questi 17 mesi, di dire come stanno le cose. Se domani accadrà che tutti i vaccinati si infettano, vi verrò a dire guardate che il vaccino non funziona. Ma ad oggi i dati epidemiologici del Veneto, abbiamo una tabellina anche qua, con due proprio numeri di conti della Serra, ve ne dico due, su 180 pazienti, 160 pazienti che abbiamo valutato, ricoverati, io vedo solo i non vaccinati erano 144, sono 144, i non vaccinati sono 144, i vaccinati con una dose 16, con due dosi 0. Il periodo qual è questo? Le ultime settimane, gli ultimi 160 pazienti movimentati con i nuovi ingressi Delta, per capire. Per terapie intensive hanno Tutto, anche subintensive. Noi abbiamo avuto una movimentazione della variante Delta in questi ultimi 15 giorni di circa 160 pazienti e su questi, siccome vi daremo dati nei prossimi giorni ufficiali, tutti i giorni, tra vaccinati e non vaccinati, prima dose, seconda dose, è un dato che ci serve anche per capire, ma nel frattempo, come si può dire, con carta e penna abbiamo rilevato in ogni ospedale questo dato. Quindi su 160, 144 non vaccinati, 16 vaccinati ma con la prima dose, quindi non avevano completato il loro ciclo. Giusto, ecco, l'assessore fa notare che dei 16, 15 sono in area non critica, sono in corsia e uno è in terapia intensiva. Quindi le terapie intensive, che è quello che dicevo prima, gli altri 16 in terapia intensiva sono tutti non vaccinati. Ricordate prima dicevo di 16 più 1, no? Forse avevo 15 più 1 prima. Allora, il dato è questo, quindi noi adesso continuiamo con le vaccinazioni. Abbiamo un piano di sanità pubblica che è assolutamente aggressivo. Penso che ci debba essere riconosciuto che in tempi non sospetti, più di un mese fa, abbiamo scelto il piano di sanità pubblica. Se volete anche, sembrava quasi anacronistico, no? Fare tamponi. Vi ricordate gli appelli che facevamo per vostro tramite ai cittadini? Presentatevi perché non avendo più positivi non riusciamo a fare tamponi. Adesso si va avanti, vi dico che abbiamo il territorio. Il dato importante è che la variante Delta ormai è predominante. Ma un po', ve la ricordate la vicenda della variante inglese, della variante Alfa, come si dovrebbe chiamare? Ecco, l'evoluzione è la stessa, è iniziato timidamente con qualche sequenzazione positiva, oggi è assolutamente ubiquitaria, cioè oggi è difficile non trovare un positivo che non sia Delta. E è un dato che ci dimostra che è un Veneto ormai tutto interessato, soprattutto la parte centrale del Veneto, ancora le parti diciamo a nord del Veneto c'è meno presenza, ma insomma la copertura ci sarà. Vi do un dato, 244, vi do solo un dato su 226 di Delta sequenziate,
226 sequenziazioni positive alla variante Delta. Ecco, nello stesso campione c'erano solo 22, cioè il 10% di variante Delta, su 280. Su 280, 226 sono Delta e 22 variante Alfa, che è la variante, diciamo con nome esatto, Delta e Indiana. Quindi ne avevamo 226 su 280 di Indiana e 22 di variante inglese, la variante Delta. E le vaccinazioni stanno procedendo bene, con dati, insomma, se li vuole leggere l'assessore che li ha seguiti, prego, magari diamo semplicemente. Allora, la copertura per gli over 80, ricordiamolo sempre, tra vaccinati e prenotati, quindi quelli che finora si sono prenotati e stanno aspettando per farla, è del 99%. Gli over 70 del 90%, gli over 60 85%, gli over 50 76%, gli over 40 66%, gli over 30 59%, over 20 63%, 12 19 39%. Ci sono a disposizione 200.000 posti. Il totale, quindi noi arriviamo in totale come popolazione veneta 72,4%, quindi sempre tra vaccinati e prenotati. Con un obiettivo che abbiamo in proiezione ad ottobre di avere l'82% di popolazione vaccinabile e vaccinata. Sono sempre gli under 12 che non si possono proteggere. Considerate che abbiamo 200.000 dosi a disposizione in agenda da qui all'8 di settembre, e quindi vi invito per chi avesse deciso di vaccinarsi, la vaccinazione è volontaria, di provvedere alla vaccinazione, di provvedere a prenotarsi. Vi aggiungo che sabato mattina, cioè domani alle ore 11, ad Auronzo, presso il ritiro della Lazio, mi ha chiamato il presidente Lotito, vacciniamo tutta la squadra. Il presidente ci ha chiesto se era possibile farlo, voleva dare appunto questa opportunità alla squadra unanimemente ha voluto vaccinarsi. Mi era chiesto prima delle norme del Green Pass e queste robe, quando ha fatto che comunque noi non abbiamo posto questioni, perché poi c'è sempre il tema, come si può dire, è un dovere di ospitalità che è un piacere per noi. Tra l'altro abbiamo anche ormai dato conto e riscontro a circa 300 turisti in Veneto che hanno chiesto di vaccinarsi in Veneto. Sì, sì. Peraltro adesso abbiamo predisposto a portare anche la possibilità che lo facciano automaticamente. Non so se è ancora operativo, ma cioè il turista invece di cominciare a chiamare, diventare scemo, a trovare qualcuno che gli dia la risposta, entra, vaccinazione dei turisti e lì sì, eventualmente si prenota. Sono richieste veramente, come immaginavamo, minimali, però un bel segnale da dare nei confronti del turismo. Domani mattina alle 11 ci sarà la dottoressa Carraro che ha organizzato la vaccinazione, io non ci sarò perché sarò a Montebelluna per altre cose, quindi basta, non aggiungere altro. Voi sapete che è passata ieri il decreto che stabilisce le nuove regole. Fortunatamente questo decreto, vi parlo di quello che sono le regole di sanità pubblica che mi interessano, ci permette di dire che è stata spostata intanto l'incidenza. Lo scenario è cambiato, cioè avere 50 positivi oggi col Delta e averne avuti 50 positivi con la variante inglese sono due storie diverse. È innegabile, ma questo vuol dire che c'è tutta la letteratura scientifica che il rapporto contagiati, ospedalizzazioni, qui è a favore dei contagiati, non dell'ospedalizzazione. Cioè è diminuito grandemente il rapporto tra il numero dei contagiati e le ospedalizzazioni. Questo lo apprezzate anche voi nelle conclusioni politiche. Ciò vuol dire che abbiamo tanti contagiati, dovremmo prepararci veramente molti. Noi continuiamo con i tamponi in maniera aggressiva, abbiamo parlato anche stamattina io e l'assessore Lanzarengo e la dottoressa Russo, però questo è un dato. Allora, voi sapete che
con il Green Pass, non ricordiamo i cittadini, magari vorrebbero anche avere delle informazioni. La nuova, gli occhiali, no, ma in qua devo dire io. Allora, volevo dire, grazie. E allora, noi abbiamo la zona bianca che sono 50 positivi su 100.000 abitanti e questa zona bianca, se non supera per 3 settimane consecutive i 50 positivi per 100.000 abitanti, scatta il secondo parametro, che bisogna aver superato del 15% diciamo l'area medica, l'area non critica di ospedalizzazione, o del 10% della terapia intensiva. Se sei sotto i 50 non c'è problema, se vai sopra uno devi comunque splafonare anche su uno dei due parametri. Noi siamo 1 e 1 adesso di ospedalizzazione per capirci. Il nostro parametro sarebbe 15 e 10. Quindi abbiamo 1 di terapia intensiva e di ospedalizzazione, 1 di area non critica. Oggi il parametro sarebbe 15 di area non critica, 10 di terapia intensiva. Cioè abbiamo ancora, prima di arrivare al passaggio dalla zona bianca alla gialla. La gialla ovviamente non ci sconvolge la vita, ma non è un bel segnale. Però siamo distanti ancora rispetto al decreto di ieri. E poi i parametri aumentano perché, come voi sapete, si va sopra i 100, maggiore o uguale ai 150 di incidenza, e quindi si va da 15 dell'area medica tra 15 e 30, da 10 e 20. Insomma, sono parametri che inutile che stia qui a leggervi, che avete pubblicato tutti e che conosciamo. Al cittadino interessa dire che noi non siamo da cambiamento di zona con questi nuovi parametri. Dopodiché sapete che è stato approvato il Green Pass. Il Green Pass sostanzialmente viene applicato per l'ingresso a tutti i posti al chiuso dove c'è un assembramento. Se dovessi far sintesi, si va dalle fascine alle palestre, purtroppo le discoteche ancora chiuse, nonostante avessero dato un sacco di disponibilità a testare i tamponi, eccetera. Insomma, tutto quello che sono la ristorazione al chiuso e altro ancora. Sono tutte le attività di sale da gioco, insomma, tutto quello che è al chiuso e che prevede i congressi, le fiere, i centri culturali, insomma, tutti gli eventi, tutte queste attività necessarie, quindi sono tutte collegate al Green Pass. Domande, ragazzi? Pellerina, Salvaso, Moscati, Bertasi, Prigioni, in quest'ordine. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Intanto il balzo in avanti dell'R Conti conferma che in Veneto è 1,67 rispetto a 1,17 della settimana scorsa. 1,18. Cioè, oggi è 1,18? No, 1,6, sì, 1,6. D'accordo. Considerate però, spieghiamo che l'R Conti è legato al numero di contagiati che hanno un effetto moltiplicatore, qui abbiamo capito che i contagiati, vedete che evoluzione, io non escludo la prossima settimana passeremo in 1000, se il trend sarà quello che c'è stato in tutta Europa, 1000 al giorno. È stato Sì, è stato superato nella valutazione, ricordate però che dalla misura dell'espansione. era la mia proposta che fece certo. Scalpore, ma del resto con questo modello di scenario non ha nessun senso. Certo, in questo momento comunque il Veneto è il secondo dietro la Sardegna, da quello che capisco che ha superato addirittura 2, mi pare sia 2,17. Oggi il professor Crisanti dice che cambiare i parametri alla luce di un contagio così espansivo è il segno del grado di analfabetizzazione dei politici, si riferiva alla cabina di regia e al governo, immagino. Condivide che sia una sottovalutazione del rischio, nel senso che c'è un effetto trascinamento, dice Crisanti, ma non solo lui, nel fatto che l'andamento dei ricoveri in tempo è spostato di almeno un paio di settimane in avanti rispetto all'andamento dei contagi. Stiamo sottovalutando? No, non ho nessuna cosa da commentare, so per Lambra che l'Inghilterra ha 50.000 contagiati al giorno, non so se hanno tenuto conto di qualche parametro. Nel senso vuol dire che ha 50.000 contagi e i ricoveri non proporzionati, in questo senso? Sto dicendo che è sempre stata presentata, io non so se voi leggete con me le dichiarazioni che si sentono in giro. L'Inghilterra, che si è fatta quasi 5 mesi di lockdown, si è fatta lockdown nella prima fase, lockdown nella seconda fase, ha avuto casini inenarrabili, l'esordio della variante inglese, l'esordio della variante delta, 50.000 contagiati al giorno. Hanno perso gli europei, viene dipinta, c'è stata propinata in tutti questi mesi come una realtà lungimirante.
perché noi saremmo anche venuti dalla campagna, ma mi sembra di capire che fino adesso abbiamo gestito questa roba con non poche difficoltà. E vorrei ricordare anche un'altra roba, che se si va a guardare i dati internazionali, non mi sembra che qui sia andata peggio che da altre parti. Allora, saremmo venuti dalla campagna, ma i tedeschi gli è andata peggio. Saremmo venuti dalla campagna, ma gli inglesi gli è andata peggio. E così i francesi che chiudevano le frontiere a febbraio 2020. Ve la ricordate? Ma non ho visto scienziati sbracciarsi e dire ma cos'è questa idiozia di chiudere le frontiere davanti a un virus? Bisogna venire con la carta d'identità il virus. E ce l'ha dimostrato, ce va dove vuole. Per cui io non ho altro da dire, nel senso che non commento sta roba perché non la conosco. Dico semplicemente che oggi lo scenario che abbiamo è uno scenario che non va trascurato. Condivido sul fatto che banalizzare le infezioni non è il caso, e ovviamente vanno seguite, vanno accompagnate, vanno seguite. Volevo richiedere il suo giudizio sul Green Pass nella sua formulazione definitiva, quindi anche nell'utilizzo differenziato tra ambienti esterni e ambienti interni, il tema dei controlli. Glielo chiedo anche alla luce delle dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini, che in settimana, come dire, non sono state perfettamente sovrapponibili alle sue. Non hanno fatto dichiarazione, quindi C'è stata un'intervista, mi pare, nell'emittente televisiva. Comunque, al di là di questo, no, chiedo il giudizio, ma guardate, interpretazione autentica. no, la mia posizione è molto chiara. Io penso una cosa, che il modello francese non sia applicabile. Questo l'abbiamo sempre detto. Penso che tutti conveniamo nel fatto che lo strumento del Green Pass, quando tu arriverai ad ottobre, ma già oggi siamo al 70% di vaccinati. Vi ricordo che il Green Pass con una dose, tu hai il Green Pass in tasca. Ecco, qui noi abbiamo il 72% dei cittadini che comunque potenzialmente hanno un pezzo di carta in tasca. C'è sempre il tampone, perché vorrei ricordare, se dopo uno si rifiuta anche di fare il tampone, questo è già nato al cinema. Però allora, nel rispetto della libertà di tutti, io ho detto due o tre cose. La prima, che il modello francese di fatto introduce in maniera lapidaria l'obbligo vaccinale, perché se tu dici che uno anche per andare al bar a prendere un caffè da avere il Green Pass, altrimenti deve stare chiuso in casa, cioè vuol dire che tu introduci l'obbligo vaccinale. A me sembra di aver capito che il vaccino non sia obbligatorio. E quindi, finché sarà così, difenderò la libertà di tutti. Due, penso che si sia condiviso tutti del fatto che un utilizzo, diciamo, più allargato del Green Pass fosse una roba sostenibile, no? Di non esagerare nell'allargare, ma che ci fossero dei contesti nei quali fosse legittimo anche chiederlo. Vi ricordo che noi siamo stati quelli che l'hanno chiesto all'ingresso degli ospedali e è intervenuto il garante per la privacy dicendoci che non lo possiamo chiedere. Dopodiché il governo ieri ne ha fatta un'applicazione coram populi, perché mi sembra di capire che se andate i bar e i ristoranti all'aperto, ormai il Green Pass andava dappertutto per entrarci, tranne i mezzi di trasporto. È estensiva, penso alle palestre, io sono frequentatore di palestra, ormai in palestra ci vai con la misura della temperatura, con la prenotazione, con tutte le norme anti-Covid, cioè, a volte ti chiedi anche se ha senso andarci, ora c'è anche il Green Pass, ok. Parla uno che ce l'ha, quindi non mi sto lamentando, prendo atto che è stato esteso in maniera importante. Allora, davanti a questo, il tema che va posto è un altro. E i cittadini siamo in grado di garantire i vaccini? Mi sembra che ne manchino vaccini. Se noi andiamo avanti con il nostro tram quotidiano dei 40-44 mila vaccini, ma immagino dalle telefonate che abbiamo avuto oggi al call center che ci sia un assalto della diligenza adesso per vaccinarsi. Questo ve lo posso confermare. E le forniture, Presidente? Le forniture stanno costanti. Quindi io penso che sia doveroso rispetto dei debiti. Vorrei anche dire una roba, perché ho letto delle robettine, no, non ho letto, non me ne hanno raccontate della verità. Allora, mi hanno chiesto cosa penso dei medici che non si vaccinano. Io vorrei ripetere, visto che ho la possibilità di farlo anche in diretta, di dire, potete andare a controllare l'articolo, esattamente quello che ho detto, qualcuno ha voluto forzare il concetto. Ho detto che ci sono 3 categorie di medici, no? La stragrande, allora, chi si vaccina, punto.
Cioè si fa i vaccini tutti per l'antitetanio, tutto quello che passa, cioè si fa i vaccini. Vorrei ricordare che questi medici sono, la quasi totalità dei medici, le percentuali passano al 96-97%. Poi c'è chi si è fatto tutti i vaccini che la storia ci ha messo a disposizione, ma non si fa il Covid. Questa è una categoria che in un momento emergenziale come questo posso non condividerlo pensando che davanti c'è un medico, però lo devo rispettare. È una categoria che magari gli viene un po' di tremolio di polsi, cioè non c'è nessuno di noi, visto che qua siamo tutti ormai vaccinati, che ha sballato per andare a farsi il vaccino. Preferivamo andare a prenderci uno spritz o un'altra roba, però lo abbiamo fatto anche per un senso di, come si dice, di comunità. Non è che ci siamo divertiti. Vabbè, c'è qualche medico che ha paura di farsi il vaccino, ne prendiamo atto. Poi ho detto, e qua il passaggio che non è stato ben compreso, e ora vorrei, forse non ho il dono della chiarezza. Ho detto, poi c'è una terza categoria, quelli che vanno in giro a dire che i vaccini, a prescindere che siano per il coronavirus o siano per altre robe, fanno male, non si devono fare. Immagino che sarebbero gli stessi che se oggi nel 2021 scoprissimo la penicillina direbbero che loro non si metterebbero mai una muffa. Io penso che allora non ci siano medici novaci, ci siano quelli che magari hanno delle titubanze sono pochi nel farsi questo vaccino ma hanno fatto tutti gli altri. Cioè quelli novaci per me sono quelli che dicono in giro che i vaccini fanno male, che i vaccini non bisogna farli a 360 gradi, che sono liberi di dirlo, ma noi siamo anche liberi di dire che non la pensiamo come loro. Io penso che se tu dici che a 360 gradi no, il farmaco non funziona, allora per qualche quesito uno se lo fa davanti al professionista. Questo è il mio voto. Okay. C'è solo una domanda, l'ultima da un lettore a proposito del Green Pass. Non andrebbe rivolto tanto alla regione, ma visto che chiedono che se ne risponde il Presidente, per andare a fare le vacanze in un hotel dove c'è il ristorante al chiuso, serve il Green Pass? E se sì, presentando il tampone effettuato nelle 48 ore, basta quello per l'intera durata della vacanza o bisogna farlo tipo ogni 3 giorni? Il tampone, cioè, questi sono tutti i temi, dicevo da solo, che stiamo tentando di chiarire, perché poi scattano tutte queste robe, ma le abbiamo viste con l'ordinanza del Covid. Si inizia con un granellino in sabbia e alla fine ci fa il grattacielo sopra, di chiarimenti, di FAQ e di altre robe. Prego, Albino. Salvaso, poi Bertasi, poi Moscati, poi Prigioni. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, far di capire che il governo sta tentando, d'intesa con le regioni, di far di tutto per salvare la stagione turistica e portare come dire, più avanti possibile le misure di prevenzione che sono state adottate lì dal Consiglio dei Ministri. Mi pare che Premier Draghi nella conferenza stampa abbia anche fatto capire poi che ci sarà un provvedimento ad hoc per quanto riguarda il Green Pass nei trasporti pubblici, che è l'altro grande scoglio da superare, mi pare. Ecco. Le chiedo questo, il Veneto è convinto di poter superare l'esame del 6 agosto in queste condizioni da fascia bianca, e quali comportamenti virtuosi devono essere adottati per consentire appunto a tutti noi di andare in ferie e di lavorare serenamente, alle attività economiche di proseguire, e quali sono i segnali d'allarme che lei sta notando in queste settimane che vanno assolutamente corretti? A partire dal presupposto, evitare tassativamente l'assembramento, in particolar modo senza mascherina, ovviamente. Ho l'impressione che sia passato un concetto secondo il quale se c'è scritto nella legge che all'aperto non porti la mascherina, tu a prescindere non la porti. Noi lo vediamo sui ragazzi che si infettano. Se la mascherina all'aperto la devi portare se sei in condizioni di assembramento estremo. Insomma, non dico che uno la deve portare perché si incrocia al marciapiede, però se si trova, diciamo, in una sagra, in mezzo al caos, magari la deve portare, no? Cioè, poi rientra nel buon senso di noi. Allora, il tema del Green Pass per il 6 agosto, e quindi i colori non sono legati al Green Pass, perché il Green Pass è a prescindere del colore della zona, quindi a noi non cambia nulla, cioè noi comunque
contiamo, adesso vedremo di capire quali saranno i dati che ci verranno dati, diciamo che rileveremo nella popolazione nelle prossime settimane e capiremo se ci saranno cambiamenti di tono, ma al momento no, con i parametri di oggi. Quindi lei confida sul fatto che la variante Delta sia molto contagiosa, però con bassi tassi di ospedalizzazione ci mette al riparo dal cambio di colore, e questo il grande... Potrebbe essere, però attenzione che i dati internazionali ci hanno sempre detto che una quota di ospedalizzazione c'è, e quindi dipende quanti contagiati hai, perché se ne hai veramente tanti, se l'Italia arriva a 50.000 contagiati come è arrivata in Inghilterra, finisce che un po' di ospedale c'è. Ma oggi purtroppo è una triste rassicurazione questa del fatto che il rapporto contagiati e ospedalizzazione è a favore dei contagiati. Che vuol dire sempre che qualcuno in ospedale ci arriva, perché voglio ricordare che noi eravamo arrivati a 229 pazienti in ospedale, oggi ne abbiamo 260, quindi una trentina li abbiamo caricati con le dimissioni. Cioè, il bilancio è positivo purtroppo. Noi contavamo di svuotarli gli ospedali quest'estate. Vabbè, però insomma passerà anche questa variante, insomma, cerchiamo di accompagnare. Ecco, poi l'altro grande traguardo, penso che continuerà anche nel mese di agosto a tornare, Sì. ecco, però è la scuola, cioè il fatto che si insista sulla necessità di vaccinare gli insegnanti e poi anche i ragazzi per garantire la ripresa delle lezioni a settembre in assoluta tranquillità di tutti in presenza, lo vede come un traguardo possibile, oppure la carenza di forniture dei vaccini mi pare, perché siamo ormai a 8 mesi dall'avvio della campagna e siamo arrivati al 60%, per cui mi pare che il traguardo finale sia andare un po' nel tempo, rischia di mettere, di far fallire questo obiettivo, quindi di tornare a scuola ancora con una situazione... Guarda, noi abbiamo il 72% della popolazione ad oggi che è vaccinato a prenotato, arriviamo all'82% in ottobre. Voglio spezzare una lancia a favore degli insegnanti, che comunque hanno aderito alla campagna vaccinale, perché dai discorsi che si sente in giro sembra che non si siano vaccinati. Possiamo anche dare Sui 105.000 noi che erano quelli che eravamo in tutti gli ordini, ne mancano 20.000, cioè però potrebbero essere prenotati, insomma. Quindi noi abbiamo più dell'80% di insegnanti vaccinati. Allora, insegnante personale. Sì, insegnante personale. Guardate che questo non è proprio un dato schifoso. Cioè vuol dire che arriveremo pian piano agli irriducibili. Da cittadino mi chiedo una cosa, mi chiedo per quale motivo a gennaio 2021 c'è stato detto che le categorie essenziali degli insegnanti dovranno essere vaccinate per prime e abbiamo tutti noi cittadini rinunciato alla possibilità di avere un vaccino prima per darlo alle scuole, perché dobbiamo anche dire come sta andando. Ve la ricordate questa storia qua? Arriva l'estate, finisce che dobbiamo andare a pregarli per gli ultimi a pregarli perché si vaccinino. Come mai nel momento in cui li abbiamo dichiarati categoria essenziale non hanno detto che non volevano essere? Domanda che faccio io. Perché nessuno ha detto lasciateci in pace. Cioè, forse qualcuno pensava che fosse un gioco questo. Però io devo riconoscere che in Veneto il personale scolastico e insegnanti si sono vaccinati per oltre l'80%, che non è un brutto dato. Io spero che ci sia l'adesione alla campagna vaccinale e si vada verso ovviamente la saturazione. Sono 20% da recuperare, sono 20.000 persone. Noi ci mettiamo a disposizione. Peraltro, devo anche dire che noi abbiamo 2 vaccini che allora si utilizzavano, anzi se ne utilizzava uno che era AstraZeneca, e comunque 2 vaccini a vettore virale, per noi ormai sono andati su un binario morto. Avendo noi fatto anche la scelta di non farli sotto i 60 anni, per noi sono oggi un binario morto. Vi ricordate l'autodoro del medico? Sembrava un'eresia, avete visto. Stiamo vaccinando con Pfizer e Moderna e richiami di AstraZeneca perché facciamo l'omologo e non eterologa come vaccinazione. Quindi io spero che gli insegnanti e gli operatori si vaccinino. Lo dico perché se noi dobbiamo partire la scuola in presenza, non possiamo pensare di ripartire con mezza DAD e casini vari, perché abbiamo visto che è un fallimento. Ma non dal punto di vista didattico, dal punto di vista psicologico, prima che didattico, poi anche didatticamente insomma non è la stessa cosa pensare che il futuro della scuola sia quella da fare davanti al computer.
per quanto riguarda l'andamento del turismo, ha qualche statistica Tiene. interessante da segnalarsi oggi? Tiene molto bene. I turisti stranieri in Veneto rappresentano il 67% delle 72 milioni di presenze turistiche e devo dire che gli stranieri arrivano tutti dal Green Pass. È diffusissimo il Green Pass. Quindi ma del resto come accadesse a noi, no? Programmi da quando fare, devi andare, sì, chiaro. cioè ti metti in sicurezza con le carte, con la diagnostica, con tutto. Quindi, insomma, la stagione sta andando bene. Il tempo poi ci aiuta. Speriamo che possano almeno avere un minimo di ristoro questi operatori. Ecco, sulle discoteche, poi anche la parola ai colleghi, lei è sempre stato un sostenitore Sì, dell'apertura di queste attività, mi pare che Ma si sentite, debbano rinunciare. guarda, io faccio un discorso, non è che ho, come si può dire, la vicinanza affettiva. Penso perché- così anche Bonaccini diceva prima. Ma sì, ma Stefano Bonaccini pensa sicuramente come me, ma intanto sono degli operatori economici. Cerchiamo di uscire dalle leggende metropolitane che qualcuno pensa all'altro. Operatori economici sono un elemento essenziale della promozione turistica. Pensate il fenomeno cosa ha significato per attrarre giovani a livello anche internazionale. Terzo aspetto, sono stati additati come untori, ma ormai è certificato che non lo sono, perché comunque loro sono chiusi praticamente da sempre. Il virus corre, vuol dire che non corre grazie alle discoteche. Quarto aspetto, l'alternativa alla discoteca sono gli assembramenti che stiamo vedendo nelle spiagge, nelle piazze, nelle feste che fanno dappertutto, che non sono controllate, prive di ogni linea guida, prive di ogni controllo, dove non c'è un responsabile, perché il gestore invece della discoteca è responsabile. Quinto aspetto, secondo me abbiamo un'ottima occasione perché potremo testare tutti i ragazzi all'ingresso e potremo fare veramente un grande monitoraggio. I gestori si erano messi a disposizione per un po' di Green Pass che entrerebbe, il tampone all'ingresso, potevamo mantenere, fermo restando che c'è qualcuno che mi scrive che infiliamo il microchip nel naso con i tamponi per seguire il giorno e notte, per sapere quante volte vanno a pisciare in bagno o altre robe del genere, fermo restando sta menti malate. Potremmo veramente fare un'operazione di screening anche sui giovani che potrebbe essere interessante per prevenire eventuali contagi familiari. No, vediamo se è l'ultima domanda. La vittoria dell'Italia agli europei ha dato un grande orgoglio a tutto il paese, però direi che il trionfo, come è stato gestito, lei che giudizio dà? Va bene. Cioè, noi l'abbiamo vista 10 giorni. Ah, sì. 10 giorni abbiamo dei cluster per dire, citiamone uno, possono citarlo, Sì. Asiago. Sì. Asiago è una delle località, gli altopiani dell'Asiago, Forza e quella zona lì, se non Asiago città, sono l'altopiano, i comuni di 7 comuni. Sì. Ha un epicentri estivi, è partito un cluster, operatori non vaccinati, noi avevamo avuto possibilità di vaccinarsi. Europei, qualche festa, insomma il risultato è che lì abbiamo un'incidenza catturata in Veneto. Ma non è fortunatamente locale perché poi hanno ragazzi che vengono da fuori, ma il dato è stato rilevato lì. E comunque i festeggiamenti europei hanno portato a contatti. Su questo non ci piove. Io vedo anche con i colleghi, tutti i colleghi hanno avuto la volta per gli europei. Lazio, il Lazio hanno fatto i cortei, cortei Covid. Bertasi, se puoi chiudere il microfono, Salvino. Vorrei tornare un attimo alle percentuali che ci fanno cambiare faccia. Sì, prego. Volevo capire questo 10-15% numericamente a quanto corrisponde, cioè quanti letti sono. Allora, sulle terapie intensive se il 10% sono 100, invece sull'area non critica quante sono? 6.000? Sono 6.000. I posti letto sono Sì, no, era per capire. Guarda, ragione di terapie intensive, anche identificati al Covid. un centinaio. Un centinaio. Considera che se tu vuoi prendere la punta massima delle ospedalizzazioni
che non era al 100%, di dicembre era 3.400, ma non eravamo al 100%, eravamo al 60% forse. Area non critica, quindi io ricordo un 6.000 posti. Posso chiedere dove siamo, per favore, grazie. Poi parlavo al primo assalto alla dirigenza al call center, cioè c'è già un effetto Sì, Green questo Pass. lo potete scrivere questa mattina. Sono beccato. Non te lo so dire. No, era curioso. perché- Sì, ma è un dato che oggi non sappiamo. Posso solo fare delle rilevazioni prossime giorni per vedere quante prenotazioni ci sono state su quei 200.000 posti in questi giorni. Ovvio che se avessimo possibilità di somministrare i vaccini questa settimana e non da qui all'8 settembre cambierebbe il mondo. 6.000, se ricordavo bene. Quindi 15% di 6.000. Sono 1.000 terapie intensive e 6.000 posti letto. Per 15 e 6 per 1, 6, 6 per 5, 30, sono 900. Prego. Moscati e Prigioni. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima lei parlava di turisti che hanno fatto il vaccino da noi, parliamo di italiani o parliamo anche di italiani? Ci sono solo italiani, Di ma italiani. stranieri, forse dico, nato di cortesia potremmo aver fatto sicuramente un qualche caso isolato, ma no, sono italiani. Sono italiani. Sono casi, ad esempio, in montagna abbiamo alcune richieste di chi sta su tutta la stagione, perché magari sono delle persone anziane e si sono ritrovate nel limbo della seconda dose. Ecco, niente, poi c'è la domanda che mi viene richiesta da molte persone, soprattutto anziane, è questa del Green Pass. Molte, per esempio anch'io ho prenotato, ho dato i miei dati per tante persone che non hanno la mail, non hanno il telefonino, non hanno questo. Allora la domanda è come faranno ad avere il Green Pass. Oggi leggevo che potrebbe essere il cartaceo della vaccinazione. Sì. Noi l'abbiamo chiesto come regioni. Per cui basta quello usato perché uno possa entrare senza, perché un anziano difficilmente può mostrare una cosa di questo genere. Ecco, un'altra domanda che ci viene fatta invece, che esula da questo discorso, si tratta delle Olimpiadi. Molte persone si domandano ma come mai gli atleti non sono andati alle Olimpiadi già tutti vaccinati? Chi è che non è andato vaccinato? Chi non è andato Non lo vaccinato? so, avete notizie che qualcuno non era vaccinato? Allora, la domanda è questa perché poi parte da questo, sono stati trovati così tanti positivi? Guardate, il tema dei positivi alle Olimpiadi è di difficile descrizione. Intanto considerate una cosa, che il vaccinato può essere positivo, primo tema, e quindi risulta essere positivo. Non si ammala, perché magari il vaccino funziona. Ricordo che il 5-6% dei vaccinati non produce anticorpi, quindi è come non si fosse vaccinato, sono dati scientifici. E quindi io non so se i positivi erano vaccinati o non vaccinati alle Olimpiadi. Immagino che ci sia stato un po' di tutto, cioè non so, negli staff, poi magari il tampone, guardate, noi purtroppo accade, non dico spesso, ma ci accade a volte che le prese in carica negli ospedali il tampone è negativo e poi si positivizzano dopo 24 ore, o peggio ancora, diciamolo per evitare che ci siano dei fenomeni che sanno tutto, cioè chi non ha il virus rilevabile nelle fosse nasali, nelle narici, in faringe, ce l'ha nei bronchi, quindi già preso nei bronchi per togliere il virus e risulta sempre negativo il tampone e infetta gli altri. Questa era la prima fase, era un classico questo. Pertanto prevediamo che continueremo comunque da vaccinati a fare i tamponi, a portare la mascherina e ad avere tutte le attenzioni come... Da vaccinati, signora, i tamponi si fanno solo se siamo in contatto stretto del positivo, perché da vaccinati noi continuiamo a No, parliamo di quelli di routine, per esempio. Ma non ce ne sono di tutti i vaccinati. I vaccinati, i sanitari, ovvio. I sanitari o voi giornalisti che venite qui al centro diciamo, della protezione civile, ma che un vaccinato abbia degli obblighi, altri obblighi di fare tamponi, no. A meno che non ci siano le strutture che magari per dinamiche loro chiedono il tampone. Grazie. Prego. Prigioni e chiudiamo.
Buongiorno Presidente, buongiorno Buongiorno. a tutti. Alla luce di un eventuale aumento dei contagi, lei prevede di predisporre magari un provvedimento che incentivi a usare di più la mascherina all'aperto? No, E una no, perché io ho fiducia nei cittadini, il cittadino sa, guardate, io ho visto anche in questi giorni, cioè il cittadino sui mezzi di trasporto io vedo che portano una mascherina, cioè non è ormai è entrata nella nostra cultura, perché pian piano abbandoneremo questa mascherina. E un'altra cosa, visto che appunto nel 6 agosto sarà necessario il Green Pass, non temete la salva diligenza dei punti tamponi che adesso ancora sono liberi e gratuiti, quelli vostri? Sì, infatti ne abbiamo fatti 38.000 oggi, e considerate che noi senza saperne leggere né scrivere come si dice, abbiamo voluto già un mese fa decidere di dare gratis i tamponi, perché sapevamo che arrivavamo a questo livello. Quindi Il procederete. Veneto è l'unica regione che sta dando questo servizio ai cittadini. Prego. Ieri nell'incontro si è discusso di questo, cioè quindi sia il ministro Gelmini che Speranza dicevano che chiaramente essendoci il tampone come utilizza cosa del Green Pass, loro stanno cercando di capire di far sì che il tampone sia accessibile al costo di prezzo come per tutti, però ci dà qualcosa insomma. Nel frattempo il Veneto, Noi lo facciamo gratuitamente. diciamo che se abiti in un'altra regione te lo paghi, il Veneto. Grazie. Prego. Se non ci sono Federiva, poi se l'assessore ha qualcosa, se no chiudiamo. Chiedo scusa, una domanda per entrambi, visto che l'assessore aveva seguito la vicenda dei sanitari non vaccinati e quindi da sospendere. Come è finita poi l'interlocuzione in Commissione Salute per cercare un'alternativa alla sospensione laddove si rischi l'interruzione di pubblico servizio? Ci siamo rimessi la settimana prossima, ma quindi avremo l'ultima commissione salute prima della pausa estiva per cercare di capire, ogni regione porterà appunto un po' i numeri e la fotografia per cercare di capire se c'è poi una versione che può essere uniforme in tutte le regioni, però il problema è trasversale, quindi martedì insomma chiuderemo un po' l'argomento, però il problema è trasversale in tutte le regioni. La sua posizione, Presidente, visto che le sospensioni ormai sono ufficiali, per esempio a Vicenza, Treviso partono oggi 186 lettere. No, guardate, allora io ve l'ho detto dal primo giorno, se ricordate, perché guardate questa è un'altra zoppa, cioè nel senso che è un provvedimento che si presta a un mucchio di scartoffie, lo troverete dappertutto le dichiarazioni, perché interveniamo sul contratto di lavoro, diciamo già datato, il lavoratore può essere assunto 10, 20, 30 anni, e come è il medico medico, da oggi diventa obbligatorio il vaccino. Quindi giuridicamente si presta le cose. Io dico che l'appello è sempre quello al buon cuore, no? di capire che se fai questa professione deve metterti in sicurezza, deve fare in modo che non ci siano problemi. Dopodiché, parlo del caso di cui non ci può essere anche un sanitario che ha paura di farsi il vaccino, perché se tu non te lo fai perché pensi che ti faccia male. Questo non è fuori dal mondo. Se invece, oltre a questa sensazione di vita intima, fai anche il capopopolo per far casino, allora entriamo in un ambito che non è più una roba intima, no? Perché io la rispetto, c'è uno che dice, io ho qualche perplessità. Vedo che qualcuno invece si attrezza a fare altro, e allora mi immagino che non stiamo più parlando di etica professionale, lo dicevo uno che rispetta fino in fondo e ha fatto una battaglia per la libertà vaccinale. Questa è una ragione che l'ha tenuta per 10 anni, ce l'hanno tolta da Roma la libertà vaccinale. Non sono neanche accettabili le accuse, le offese, le minacce, semplicemente perché veniamo qui in TV a dirvi davanti a voi a parlare di vaccini, ma non a dire ai cittadini che sono obbligati a parlare di vaccini. Cioè la loro libertà finisce dove inizia la nostra e viceversa. Quindi vedremo quale sarà l'evoluzione. Al momento non si procede in Veneto. Non si procede con troppo. No, non si va avanti con le carte, abbiamo fatto una riunione anche ieri, perché bisogna che a livello nazionale ci sia più chiarezza e più coordinamento con le altre regioni. Quindi non si procede con le sospensioni? Nel senso che ad oggi non si va avanti a strong battuto, cioè nel senso che i problemi che sono stati fatti sono un attimo congelati, ma semplicemente per un motivo, ci vuole coordinamento nazionale, e dall'altro voglio anche ricordarvi che dietro alle sospensioni c'è un altro problema, che il gioco forza pesa su di noi, la mancanza di professionisti.
Quindi chi ha fatto questo decreto con l'obbligatorietà non ha tenuto conto che mancano i medici. Dopo è pur vero che i numeri sono infinitesimali, perché magari io non mi ricordo i numeri di Vicenza, quanti sono a Vicenza? 38 operatori tra ossa e infermieri e diciamo 5 medici. Una quarantina di persone su 6.000 dipendenti. Però qui risulta che le sospensioni siano effettive, cioè da mercoledì mi pare che siano state. I primi di Quindi non Vicenza sono congelati questi no, pezzi. quelle che sono andate avanti sì, ma le altre ci abbiamo detto di soprassedere, nel senso di attendere avanti, in quel senso dicevo. Ok. Quindi lei sarebbe piuttosto in quei casi in cui si rischia la scopertura del servizio, quindi la mancata erogazione per una tampone ogni È un 48 problema ore, che la non- superbardatura. È un problema che hanno tutti i colleghi. Ciò non toglie che non sono dalla parte della ragione. Cioè, io mi metto nei panni del medico che dice che non si vaccina. Cioè, il medico è un'istituzione anche di riferimento per i suoi pazienti. E però devo dire che i medici di base si sono vaccinati nella quasi totalità. E c'è un dato di medici di base, ma anche di medici ospedalieri, perché poi dobbiamo dirlo, non può passare l'idea che i medici non si vaccinano. Vi ripeto, 40 persone, tra l'altro solo 5 medici su 40, su 6.000 dipendenti. Cioè, questi sono i rapporti. Sì, Ma sono anche bravi professionisti, immagino, io non li conosco, però c'è questo dibattito dei vaccini, ha preso questa piega e il governo ha deciso di fare un provvedimento duro. appunto, scusami, non volevo ma anche alla luce di quello che ha detto ieri il Presidente Draghi, cioè l'invito Chi non si vaccina è un appello muore o a fa abolire morire. o appunto, cioè è un'affermazione direi Però è un dato scientifico questo. appunto, cioè dico che però indico la dimensione 4 precisa del persone, pubblico. 4 persone su 10 che vanno in terapia intensiva perdono la vita. Chi non si vaccina, e fino ad oggi abbiamo visto che viene ospedalizzato o va in terapia intensiva, soprattutto i non vaccinati, rischia la vita, questo è poco ma sicuro. Il dato è scientifico, non di promozione commerciale dei vaccini. Finiamola sempre questo. Immaginate di dire che in Borgia parliamo di vaccini abbiamo interessi. Interessi di che? Io ho interessi non mi metto più qua a parlare di coronavirus, questo è il mio interesse. Buon lavoro ragazzi. La prossima settimana siamo molto impegnati perché abbiamo anche altre attività.